La casa è un problema che riguarda tutti i cittadini, sempre di più, anche nella nostra regione, che riguarda gli studenti, che riguarda quelli che sono in affitto, che riguarda per alcuni versi anche quelli che hanno delle proprietà. Parte da Mestre la mobilitazione nazionale del Partito Democratico per il diritto alla casa con l'obiettivo di promuovere un nuovo piano che interessi l'intera penisola. Domani dalle 14 nell'auditorium dell'M9 si confronteranno sul tema esponenti del partito, docenti, sindaci, assessori di tutta Italia, dal primo cittadino di Milano Beppe Sala a quello di Firenze Dario Nardella, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore a quello di Vicenza Giacomo Possamai. Noi cerchiamo di occuparci di problemi concreti, come abbiamo fatto nel passato, dalla sanità al lavoro e continuiamo a farlo. Domani lanciamo una nostra iniziativa nazionale proprio in Veneto sulla casa. Vogliamo parlare di tutto, di fondo per gli affitti, di emergenza abitativa, di casa per gli studenti universitari, di social housing, di rigenerazione urbana. Lo facciamo presentando le nostre proposte, un documento di cui indicheremo anche domani quali saranno le misure per poterlo finanziare. Un pomeriggio di lavoro in cui si susseguiranno 5 focus sulle politiche dell'abitare, l'edilizia popolare, le risorse economiche a disposizione, la rigenerazione urbana in tempi di crisi climatica, ma allo stesso tempo lo sviluppo armonico delle città. Sarà la segretaria nazionale Elish Lane a chiudere con il suo intervento i lavori. Domani nel pomeriggio sarà a Mestre per lanciare questa iniziativa che assieme al salario minimo e assieme alla campagna sulla sanità è uno dei temi centrali del Partito Democratico.